Duramente colpite anche le zone pedemontane e montane, su una vasta area che arriva fino ai confini jugoslavo ed austriaco. Lusevera, piccolo paese dell'Alta Val del Torre, ha avuto 9 morti e distrutte gran parte delle case. Conseguenza del terremoto, anche le enormi frane che segnano i fianchi delle montagne ed alterano il paesaggio, dove i piccoli paesi sulle cime delle colline risultano essere, a distanza ravvicinata, cumuli di rovine. Tutta questa bella zona collinare del Tarcentino, dominata dalla catena di Musi, porta i drammatici segni della violenza del terremoto. E le chiese sventrate, è entrato il paesaggio, sostituendosi agli affreschi. Tarcento. Non elevato fortunatamente il numero delle vittime, ma molto vasto il numero degli edifici lesionati dal primo sisma ed irrimediabilmente danneggiati dai successivi. Ancora da valutare, dopo le ultime scosse, quanti ne dovranno venire abbattuti. Nell'antico santuario della Madonna del Giglio, ridotto ad un ammasso di macerie, un gruppo di volontari, scavando con le mani, incurante del pericolo dei crolli, cerca di recuperare gli antichi e preziosi altari lignei. A Nimis, danneggiata anche l'antica chiesa di San Gervasio e Protasio, del VI secolo. Quasi completamente distrutta anche Sedilis, bellissima frazione di Tarcento. Aggrappate alla strada le tende. In collina lo spazio è avaro ed allora ci si stringe intorno al paese, ad un passo dalla propria casa scomparsa.